Buongiorno, sono Andrea Molao, sono il direttore dell'unità operativa complessa di medicina dello sport e dell'esercizio dell'azienda ospedale Università di Padova e oggi volevo parlarvi del test a sforzo cardiopolmonare. Il test a sforzo cardiopolmonare serve per valutare la funzione cardiocircolatoria di un soggetto associata anche alla funzione ventilatoria e a quella periferica muscolare, quindi è un test molto completo che noi utilizziamo sia per valutare pazienti con patologie croniche, sia per valutare gli atleti. Il test in sé è molto semplice, è una prova da sforzo massimale, eseguita su un ergometro, che può essere il ciclo ergometro o un treadmill. Il soggetto svolge la prova avendo applicati degli elettrodi per valutare la funzione cardiovascolare, avendo una mascherina in cui vengono raccolti i gas respiratori e quindi si valuta anche la funzione polmonare e la funzione, integrata dell'organismo. Inoltre vengono misurate la saturazione e la pressione arteriosa durante la prova da sforzo. Il test è particolarmente importante e per certi aspetti è anche sottoutilizzato rispetto alle indicazioni che abbiamo dalla letteratura e dalle evidenze scientifiche. Può essere utilizzato nei pazienti e negli atleti, come detto, ed ha un ruolo sia dal punto di vista diagnostico, sia prognostico e anche un ruolo per la prescrizione di esercizio o la programmazione dell'allenamento. In particolare, dal punto di vista diagnostico, ha una elevata sensibilità nella diagnosi cardiopatia ischemica, ma anche di qualsiasi limitazione funzionale a livello degli apparati cardiocircolatorio, polmonare e anche periferico, muscolare. E quindi risulta particolarmente importante in tutte le patologie croniche in cui queste funzioni possono essere alterate. Poi c'è un ruolo prognostico. Sappiamo che la capacità funzionale che misuriamo con la prova da sforzo, con questo test, e attraverso il parametro che noi chiamiamo massimo consumo di ossigeno, è un parametro di grande importanza perché è un forte predittore di mortalità cardiovascolare, ma anche da qualsiasi causa. E in questo senso, quindi, i soggetti che hanno una capacità funzionale superiore sono quelli che hanno un rischio anche di mortalità inferiore e anche un rischio cardiovascolare inferiore. Quindi ha una grossa funzione molto importante per la stratificazione del rischio cardiovascolare. Infine, un altro aspetto molto importante è la prescrizione di esercizio. Questo vale per i pazienti, chiaramente, in cui chiaramente la presenza di patologie croniche richiede una personalizzazione degli esercizi da svolgere per il recupero funzionale o per il mantenimento della funzione fisica. In questo senso il test ci fornisce delle informazioni, dei dati che ci permettono di in qualche modo creare un programma di esercizio individualizzato per il paziente. Al tempo stesso è molto utile per gli atleti, perché dovendo migliorare la loro performance, specialmente gli atleti di endurance, è importante che abbiano dei parametri non solo di capacità funzionale, quindi in qualche modo un modo per quantificare la loro performance, la loro potenziale performance, ma anche per monitorare l'efficacia dell'allenamento e per impostare le intensità di allenamento più efficaci per migliorare la loro performance.